Un cipresso è stato sradicato dal vento in località Morasca di Castiglione Chiavarese, nelle vicinanze del centro Costa Zenoglio. A riferirlo il sindaco, oggi presente al centro operativo intercomunale, convocato a Sestri Levante per fare il punto della situazione. La pianta ha spostato un tubo del gas, isolando la frazione e interrompendo due strade, una pedonale che è stata chiusa, l'altra relativa all'attraversamento di una via privata. Tecnici subito al lavoro per cercare di ripristinare la fornitura di gas già entro la serata di oggi. Infine, sulla provinciale 523, oggi è caduto un albero, poi rimosso dall'ANAS. Già ieri il comune di Castiglione Chiavarese aveva patito alcune problematiche. Guardi, ieri abbiamo avuto delle problematiche su una stazione Enel che dalla notte si è potuta ripristinare solo un tardo pomeriggio di ieri, e poi abbiamo avuto problemi sulla 523 sulle tombinature. È una pianta diversa nella località Casali. Anche Casarza Ligure, che oggi conta qualche piccolo allagamento e un albero caduto per il vento a Novano, è rimasta senza corrente ieri per 24 ore. Era interessata la frazione di San Lazzaro e Novano, circa 90 famiglie. Oggi io tramite gli uffici ho chiesto a Enel di conoscere i motivi per i quali hanno messo così tanto tempo, pur prendendo in considerazione il fatto che c'era il temporale, ma è inaccettabile perché c'erano persone anziane, persone che avevano bisogno, proprio anche persone collegate con ossigeno. Ho dovuto chiamare i carabinieri, le pubbliche assistenza, quindi voglio capire. In queste emergenze bisognerebbe che ci guardassimo un po' tutti insieme e visto che è un servizio di pubblica utilità, che è quello dell'energia elettrica, ci devono essere delle squadre reperibili che risolvano i problemi in minor tempo, perché sennò veramente si creano dei disagi alle famiglie. Da che ora a che ora siete rimasti senza corrente? Dalle 2 di ieri notte a circa le 2 di questa notte, quindi abbiamo avuto tutta la giornata completa. Le persone giovani oppure quelle che potevano uscire di casa si sono arrangiate, quelle che sono state in casa fortunatamente non fa freddo, però ci sono delle situazioni delicate e le abbiamo affrontate con le autorità competenti.